Ferragosto ha segnato subito la prima grande ondata di persone che al rientro delle vacanze in Croazia, Grecia, Spagna e Malta si sono sottoposte a tampone negli ambulatori allestiti dall'ULSS 4 Veneto Orientale. Controlli che a causa dell'emergenza coronavirus un'ordinanza del Ministero della Salute ha reso obbligatori. Parallelamente si registrava in poche ore l'arrivo di 1 migliaio di mail con altrettante richieste di informazioni o di prenotazioni per il test. La nostra ULSS ha attivato 2 postazioni, 2 ambulatori con accesso dalle 7 della mattina alle 13 e finora abbiamo eseguito 513 tamponi di cui finora dai referti che abbiamo avuto ci sono solamente 2 casi positivi. Delle persone registrate nelle due sedi, oltre il 90% rientrava dalla Croazia, il 6,6% dalla Spagna, l'1,9% dalla Grecia e lo 0,6% da Malta. Coloro che effettuano il tampone devono stare in isolamento fiduciario a casa fino all'esito. Poi naturalmente se malauguratamente dovessero risultare positive, queste persone seguiranno l'iter delle normali persone che risultano positive, quindi inizieranno i 14 giorni di isolamento previsti e poi potranno essere liberati solo dopo l'esecuzione di 2 tamponi che risultino negativi. Gli ambulatori di via Zappetti a Portogruaro e via Girardi a San Donà hanno evitato all'utenza prenotazioni impegnative per effettuare il tampone, riducendo i tempi e agevolando di conseguenza il rispetto dei termini di legge. Stiamo appunto prevedendo anche un'apertura nel corso di questa settimana, verso fine settimana, anche per la sede di Jesolo di un ambulatorio che avrà le stesse modalità di accesso, cioè accesso libero dalle 7 alle 13 della mattina.